eravamo già oltre il tempo concesso dall'arbitro, il quale ha deciso di dare un supplemento maggiore a quella che è stata questa coda, ma fa parte del gioco, fa parte del calcio, quindi bisogna accettarlo. Io credo che appartiene a una società che ha sempre accettato tutte le decisioni che vengono dal campo. Naturalmente fa male così, insomma, penso che ormai eravamo sul punto di tagliare il traguardo. Va bene così, faccio complimenti all'Aspra e faccio soprattutto i grossi complimenti ai miei giocatori, perché hanno fatto una grande partita, hanno giocato col cuore, hanno giocato con la testa, hanno giocato con tutto quello che c'era da mettere in campo, quindi hanno onorato il grande impegno di questa giovane società che sta facendo delle cose strabilianti. Poi abbiamo visto com'è andata e pazienza, squalificati, non abbiamo mai lamentato delle assenze, quindi chi ha giocato credo che sarà all'altezza del compito. Poi naturalmente i se e ma se li porta il vento, se li porta. Noi lavoriamo quindi su quello che abbiamo, siamo arrivati con questi numeri e quindi ripeto, poi alla fine sa di beffa, però io credo che bisogna essere contenti per la grande cavalcata, per la grande prestazione che hanno fatto questi ragazzi, che sono arrivati veramente a fare qualcosa di eccezionale. Una cornice davvero encomiabile, qualcosa ci porteremo dentro per tutta la vita, naturalmente ripeto, nel calcio c'è chi dice, c'è chi perde. Come dire, l'ago della felicità pende dalla parte della squadra palermitana, a cui vanno i nostri complimenti. Ci rifaremo sicuramente, anche perché questa è una società che vuole fare crescere i giovani, quindi è la nostra grande vittoria. Oggi abbiamo chiuso con 5-6 juniors in campo, insomma, abbiamo iniziato con 5, quindi siamo nelle condizioni di poter fare, tirare un bilancio abbastanza positivo della nostra stagione. Naturalmente la ciliegina sulla torta avrebbe dato a tutti una gioia in più, però è così, bisogna accettarla. Ripeto, bisogna fare un grande applauso per il camminato stupendo, strepitoso che abbiamo condotto fino alla fine, perché ce la siamo giocati fino alla fine.